Buonasera a tutti amici di Fanner, ci troviamo al Trullo per l'ottava giornata di Lega Calcio 8 Serie A2. Oggi protagonisti dell'incontro sono Roma Internazionale e Ragnatela Pub, rispettivamente in maglia nera Roma Internazionale e Ragnatela Pub maglia verde. De Paulis al rinvio lungo di mani per Di Croce. Di Croce tenta il tiro, la parata di Denisov, un ottimo tiro di Di Croce. Ora Del Sole, il Sole stoppa, tenta il sombrero su Obargui. Ora Kuda, velocissimo Kuda, tenta addirittura il sinistro, Denisov di piedi. Ciauncei, Ngandau, Skulko, rilancia su Obargui, la palla finisce in rete. Un gol fortunato per il numero 23 Obargui che segna di rilancio. All'indietro, ora Kuda per Fatone che non trova il pallone, nuovamente per Ciauncei, dribbla Fatone, Ciauncei di sinistro, tenta il tiro, stavolta bene De Paulis. Retropasso rischioso sul quale infatti arriva Ciauncei che può chiudere il primo tempo sul 2-0. Ciauncei, gran gol, ha spiazzato il portiere su passaggio sbagliato da retroguardia della Ragnatela Pub. Andare la palla rimessa a favore. Ora Obargui per 6Q, a tu per tu col portiere. De Paulis lo ipnotizza ai limiti dell'area. Stefan che ora però entra, palla per Ngandau che trova il colpo di testa. È attentissimo De Paulis nuovamente per 6Q che tenta il destro, la palla si perde sulla, ora allarga per Kuda, per il dribbling ci riesce Kuda tenta addirittura il tiro in due tempi, forse il portiere, alla fine la palla torna a Kuda che tenta anche il sinistro, la palla si perde addirittura in rimessa laterale da Marinucci, la palla per Ngandau può passare a 6Q con il quale non arriva sul pallone, arriva Zdanovic che trova il 3-0 con una rasoiata di destro sul quale De Paulis non può far nulla. Croce, il quale fa scorrere il pallone, facendo scorrere il pallone Di Croce, tenta il tiro, la palla finisce per Melchiorre, una doppia parata di Denisov che appare insuperabile in questa serata. Lotti per Melchiorre, questa volta di piedi, tenta il destro e trova il gol. Melchiorre trova il gol del 3-1 per la Ragnatela Pub a 5 minuti dalla fine. Alla fine palla per Stefan, cerca Ciauncei nuovamente, tenta il destro, viene murato, la palla nuovamente per il numero 10 Ngandau, alla fine spazza Marinucci in calcio d'angolo. Zdanovic di sinistro per 6Q che si libera bene di Belotti, può andare al tiro, lo fa, la traversa 6Q prima di chiudere la partita. Nuovamente Melchiorri che fa scorrere il pallone, si libera di Palmisano, Melchiorri tenta il tiro e trova la doppietta Melchiorri di prepotenza, 3-2 quando mancano 2 minuti più o meno alla fine della gara. Del Sole cerca la battuta e trova il 3-3 in modo fortunato grazie alla deviazione di Palmisano, sfortunatissimo nella propria rete, la quale spiazza il portiere Denisov. 3-3 da 3-0. Scarica per Ciauncei. Ora per Stefan, può tentare il tiro, lo fa ed è il 4-3 di Stefan. Nuovo vantaggio da parte della Roma Internazionale proprio allo scadere grazie al gol firmato da Stefan. E durissimo, il quale sancisce la fine della gara, punteggio sul 4-3 per la Roma Internazionale grazie al gol proprio allo scadere firmato da Stefan.